TG, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. In apertura ci occupiamo del No Tax Day, la manifestazione organizzata dalla Lega contro le nuove tasse e i nuovi tagli decisi dal governo. Anche in Veneto tanti i momenti di aggregazione, si è partiti da Verona, poi Mestre e Treviso. Al nostro microfono il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Direi che l'occasione per porre il problema diamo solo un dato. Il dato è che questo, che la tassazione media globale, total rate tax, come dicono gli addetti ai lavori, dell'Italia è del 68,5%. Vuol dire che fatti 100 euro di fatturato, 68,5 euro, direttamente o indirettamente, se ne vanno in tasse e in ovviamente balzelli. Il total rate tax dell'Europa, dei nostri vicini di casa, è il 46%, cioè vuol dire che noi abbiamo 22 punti di differenza rispetto ai nostri concorrenti, quindi abbiamo degli imprenditori e dei lavoratori che sono eroici, vivono in un mercato nel quale loro sono zavorrati con 22 punti percentuali in più di tasse. Allora pensiamo che la vera situazione non sia quella di strangolare imprese e lavoratori ancora con la tassazione sempre maggiore, ma sia quella di rivedere il modello della tassazione, ridurlo e fare in modo che restino più soldi in busta paga e ovviamente più risorse a disposizione delle imprese. Poi c'è questo tema, quello della tassa sulla plastica. Ma guardi, io penso che sia ragionevole e sacrosanto pensare che il mondo del futuro sia tutto biologico, che sia tutto senza plastiche, senza inquinanti, senza fitofarmaci, senza tutto quello chimica, quello che viene in mente. Chi è che non direbbe a me piace così? Però è pur vero che bisogna accompagnare questi processi. Non lo dico io, ma lo dice addirittura Ermete Realacci, padre nobile di Lega Ambiente, oggi Fondazione Simbola, che dice, da ambientalista, dice sì, però i processi vanno accompagnati, come se noi dicessimo che da domani mattina le auto debbono essere tutte elettriche. C'è chi ha l'auto vecchia o appena comprata che va ancora a benzina o a gasolio, cosa fa? Si suicida? No. Allora, ma se dici che fra 10 anni o fra 5 anni devono essere tutte elettriche, nessuno comprerà più l'auto che non va esclusivamente a energia elettrica. E a proposito di plastic tax e sugar tax, queste due nuove leggi varate dal governo, l'assessora regionale al lavoro Elena Donazzan, che è intervenuta sottolineando la crisi occupazionale che dipenderebbe da questi due provvedimenti. Plastic tax e sugar tax, balzelli che rischiano di creare un dramma occupazionale. Ne è convinta l'assessora regionale al lavoro Elena Donazzan, che ha riunito nelle scorse ore un tavolo intersettoriale che per la prima volta vede d'accordo datori di lavoro e sindacati. Gli effetti di queste due nuove tasse si possono già toccare con mano. San Benedetto ha annunciato che ha bloccato 28 milioni di investimenti in Veneto. Coca-Cola, che è il più grande stabilimento di imbottigliamento di tutta Europa, a Verona, ha bloccato oltre 40 milioni di investimento. E già si parla di rischio occupazionale che potrebbe coinvolgere non meno di 50.000 lavoratori del settore, senza contare l'indotto. Già la scorsa settimana nel distretto della plastica di Schio c'è stato al riguardo un fermo simbolico. Il settore in Veneto si stima possa perdere circa 5.000 addetti e non è quantificabile il numero delle ore di cassa integrazione, cioè i costi della finanza pubblica rispetto agli ammortizzatori sociali. Senza contare che la plastica è in tutti i settori, non solo dell'imballaggio, il cosiddetto packaging. L'effetto sui costi è inevitabile, con le inevitabili ricadute sul consumatore finale. Costerà quasi il 100% in più. Hanno ridotto di poco questa tassa, ma sarà fuori mercato. Plastica demonizzata, male universale dell'ambiente, per il bene del pianeta, messa sul banco degli imputati e trasformata in tassa piuttosto che in educazione e riciclo. La plastica oggi è il prodotto che ricicla di più. Le bottigliette che conosciamo sono 100% riciclabili. Il peso della plastica è inferiore a quello del vetro, a quello della lattina, solo per dire che è una tassa fintamente ambientalista. Ripresa del funzionamento del Mose, se ne occupa il prossimo servizio. È davvero clamoroso quanto continua a sostenere uno degli ex progettisti del ciclopico Mose, l'ingegnere idraulico Giovanni Cecconi. A suo avviso le paratie non soltanto potevano essere attivate la famosa e triste notte del 12 novembre scorso. Il Mose non è un'opera vecchia, è basato sul principio di Archimede, che è un principio che non invecchia.
Ma attenzione, si era prodigato in tal senso il sindaco di Chioggia che l'11, cioè la sera prima del disastro, aveva chiamato allertandoli i commissari del Consorzio Venezia Nuova, chiedendo e supplicando che le paratie da Venezia venissero alzate, mettendoli al corrente del rischio cui sarebbero andati incontro tutti se si fosse agito diversamente, cioè non facendo nulla. La conferma arriva dallo stesso primo cittadino. Un giorno in anticipo avevo già ricevuto l'allerta meteo e quindi la previsione dell'acqua alta. E quindi mi sono attaccato al telefono e ho cominciato a chiamare i commissari per chiedergli se era possibile anzi gli ho detto alziamolo, perché sapevo che già l'avevano provato e testato e già si era sollevato. E quindi mi chiedevo di fare il test veramente sul campo. Sindaco che si è sentito rispondere picche perché mancava il personale. Mi era stato detto che avevano a disposizione solo una squadra. Inutile le rimostranze del sindaco anche nel dimostrarsi disponibile sia nel cercare gli uomini, anche della protezione civile, sia nel creare una urgente cabina di regia per coordinare le operazioni. Io ho detto ci mettiamo tutti. Io ho detto io mi faccio carico di chiamare il comandante della capitaneria, di chiamare l'autorità di sistema portuale, il prefetto, tutti quelli che servono e ci coordiniamo tra di noi e facciamo questa prova, questa verifica direttamente sul campo. E quindi il fatto che non è stato collaudato l'opera e il fatto che mancava il personale non hanno ritenuto opportuno alzarlo. Insomma, forse i disastri dell'acqua granda potevano essere evitati se ci fosse stata maggiore intraprendenza. È mancato un po' di coraggio. E 12 anni fa il sequestro e il macabro omicidio di Iole Tassitani, la figlia del notaio di Castelfranco Veneto. Ne parliamo subito dopo la pausa. Eccoci in diretta. 12 anni fa il sequestro e il macabro assassinio di Iole Tassitani, la figlia del notaio di Castelfranco Veneto, che venne sequestrata dal falegname bassanese Michele Fusaro e il cui corpo venne poi ridotto a brandelli dall'uomo, rinchiuso in un sacchetto di plastica e ritrovato proprio nel garage dell'appartamento di Bassano del Grappa di via Carducci, dove viveva Fusaro. Bene, a Fusaro, lo ricorderete, fu rigettato l'ergastolo, per lui 30 anni di reclusione. Tutta la storia, questa vicenda tremenda, questa sete di giustizia da parte dei familiari di Iole Tassitani, in un video che ha realizzato il nipote di Iole, pensate qualche anno fa, e l'aveva realizzato per un compito, per una verifica di filosofia, e oggi è finito sui social. La verità manipolata, il senso di giustizia. Aveva 15 anni Filippo Barbaro, nipote di Iole Tassitani, quando decise di ripercorrere da studente del liceo Giorgione di Castelfranco i dolorosi interrogativi a cui la sua famiglia non ha ancora potuto dare una risposta, per svolgere un compito di filosofia sulla settima lettera di Platone, la ricerca della verità assoluta a cui non si è ancora arrivati, sebbene siano trascorsi 12 anni dal rapimento di Iole. Era il 12 dicembre del 2007, la vigilia di Natale. La 42enne figlia del notaio Luigi Tassitani venne trovata morta, fatta a pezzi dal falegname Michele Fusaro. Prese 10 Filippo per quel compito in cui raccontava il dolore di una famiglia che ha da subito contestato la possibilità per l'autore di reati simili, sequestro e omicidio, di poter avere uno sconto di pena attraverso il rito abbreviato. Fusaro venne condannato a 30 anni in primo grado, ergastolo in appello, di nuovo 30 anni in Cassazione. La raccolta firme, ben 50.000 per cambiare la legge, non venne mai presa in considerazione, con il risultato, scriveva già nel 2015 Filippo, che Fusaro potrebbe uscire dal carcere già nel 2023 con tanto di titolo di studio in ragioneria. È stata la zia Luisa a postare su Facebook per la prima volta il lavoro del nipote.
Lo pubblichiamo perché 3 anni fa Filippo non se la sentì di farlo, scrive Luisa, nonostante il suggerimento del professore di filosofia di renderlo pubblico. Un compito così non poteva rimanere seppellito nell'iPad o tra 4 mura di un'aula di liceo. Oggi Filippo ha 19 anni e mi manda questo video che mai avevo visto. Io penso che sia un lavoro bellissimo. Bravo Filippo, siamo orgogliosi di te e della tua sensibilità, ma i punti di domanda rimangono. E adesso andiamo a Montagnana, dove c'è un condominio dell'Ater e la gente è completamente al freddo. Siamo a Montagnana, siamo in via del Castelliero, qui ci sono le case dell'Ater, ma i residenti ci hanno segnalato un grosso problema con la caldaia e con l'acqua calda. Andiamo a sentire cosa ci dicono. Quanti gradi ci sono qui, signora? 15. E qui guarda, dove guardare, Vanni? Il problema è che la caldaia funziona e fa rumore, funziona, però non scalda abbastanza per far andare il termoconvettore in casa. E questa è la caldaia. Si sente che effettivamente funziona, ma secondo i tecnici che sono venuti non produce acqua abbastanza calda per scaldare gli appartamenti. Quante volte sono venuti i tecnici? Questa settimana 3 volte e non hanno risolto. Eppure siete sempre a freddo. Sì. I residenti di questo complesso dell'Ater, che sorge a poche centinaia di metri dalle mura medievali, stanno battendo i denti in questi giorni di grande freddo, con temperature che scendono fino a 15 gradi nelle loro abitazioni. Il problema è dovuto alla caldaia centralizzata, che non produrrebbe abbastanza calore per riscaldare gli alloggi. Fra gli abitanti ci sono anche 2 disabili e parecchi anziani. Lei è una persona anziana in casa? Sì, da 92 anni. E quanti gradi avete? Adesso avrò 18 gradi, ma fa freddo in casa. Perché hanno detto che la centrale non va. Addirittura? E non c'è modo di aggiustarla? Spenta, no. 8 giorni che vengono a aggiustarla, però non riescono a concludere. Quanti gradi ci sono da lei? Adesso non lo so, ieri sera che era 18, perché forse è a casa sempre un poco più caldina. Tutti quanti gli inquilini di questo complesso hanno problemi di acqua, sia sanitaria che l'altra. Quanti gradi avevate questa mattina? In bagno c'erano 17 gradi. E l'acqua calda non viene neanche dai rubinetti? L'acqua calda era fredda. È perché l'AT probabilmente non so come mai non si riesce a contattarlo per chiedere informazioni. 500 dipendenti della Ca' Foscari di Venezia minacciano lo sciopero, ne parliamo dopo il break. Ben ritrovati in diretta. Dopo l'acqua alta che ha messo in ginocchio Venezia lo scorso novembre, ci sono 500 dipendenti della Ca' Foscari che minacciano di incrociare le braccia, quindi di chiudere l'Ateneo se non verranno ascoltati dal rettore. Adesso attendiamo questa riunione, dopo Natale preparatevi perché per l'Epifania faremo un po' di casino perché non si torna avanti così. Eccoli, denti avvelenate, unghie ben affilate, sono i 500 dei quasi 660 dipendenti di Ca' Foscari. Promettono di entrare a breve in agitazione se il direttore generale con il rettore non terranno fede alla parola data, e cioè se non commuteranno i 3 giorni di chiusura forzata dell'Ateneo, causa acqua alta del 12 novembre scorso, in evento eccezionale come accadde del 2018. A dargli manforte e a sostenerli anche la CGIL con Nadia Spolaore. Ma tutto il personale a rimanere a casa visto lo stato di emergenza che era stato dichiarato la sera prima dal sindaco. Ma andiamo a ritroso nel tempo. Il 12 novembre è successo quello che ormai è noto a tutti, con l'acqua grande che a Venezia ha toccato i 187 cm sopra il medio mare. Ca' Foscari è allagata. La scelta: sospendere tutte le attività fino al lunedì successivo, 18 novembre. Le rappresentanze sindacali chiedono notizie su come saranno giustificate queste giornate. D'ufficio dal settore presenze, come fatto l'anno passato, la risposta, e cioè senza intaccare né ferie o promessi vari. Ma nelle scorse ore la sorpresa con il dietro front della precedente direttiva e l'obbligo ai dipendenti di consumare invece proprio le ferie. Ad ogni modo, come espresso anche la Nadia, stiamo preparando delle cose a livello legale, manderemo delle diffide e vediamo l'esito. E adesso andiamo a Padova perché nell'ormai prossimo 2020 la città sarà la capitale europea del volontariato. E allora proprio oggi sono stati consegnati
alle varie associazioni di volontariato tutti i kit per promuovere gli eventi del 2020. Sono decine gli enti e le associazioni che da oggi possono ufficialmente lavorare per organizzare gli eventi, che saranno più di 200 nel 2020, con il passaggio del testimone, un ritratto di Santa Elisabetta, ricevuto dalla città slovacca di Košice. Padova è ora a tutti gli effetti città europea del volontariato per il 2020, titolo che andrà a Berlino nel 2021. E così alle associazioni e agli ambasciatori sono stati consegnati kit con targa, bandiera, pettorina e materiale informativo per diffondere l'iniziativa a Padova e in Veneto, perché sarà coinvolta tutta la regione. Padova è un po' al centro di una rete sociale che prende tutta la regione e va anche oltre, ed è un ruolo che credo sia riconosciuto a livello nazionale. Quello che sarà bello sarà mostrarlo anche a livello internazionale, fare sapere che la nostra regione, la nostra città sono un motore. Il primo grande appuntamento è la presenza a Padova del Presidente della Repubblica Mattarella il prossimo 7 febbraio, una serie di eventi che vanno oltre le appartenenze politiche. Le organizzazioni, le associazioni, ma non solo, anche le aziende, i luoghi istituzionali che vogliono essere il luogo significativo di Padova, capitale europea del volontariato, possono fare la richiesta per avere la targa e per essere inseriti nella mappa di Padova, capitale europea del volontariato. Nel 2019 è già andati in scena 100 appuntamenti preparatori che raddoppieranno l'anno prossimo. Il primo, Ricuciamo insieme l'Italia, dal 7 al 9 febbraio, ospiterà un vero e proprio Expo del terzo settore in fiera. Poi a marzo le 20.020 ore di solidarietà. I giovani saranno chiamati a impegnarsi per la realizzazione di progetti socialmente utili. Padova al centro, ma Veneto e Italia pure protagonisti. In particolare poi a settembre la giornata provinciale del volontariato sarà trasformata in giornata regionale, sarà proprio quello il momento in cui si stringeranno un po' le fila e si farà vedere che appunto Padova è al centro di una rete ampia. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata e una buona domenica, arrivederci.